modo librallato il vice sindaco ha avuto la brillante idea di bloccare ogni sviluppo e di fermare questa oasi che si rendeva conto che era un patrimonio prezioso. Col suo gruppo di volontari così, hanno fatto un gruppo volontari, il gruppo Tiveron, e hanno incaricato questo professore, questo studente, giovane studente come te, Piteri, di fare una ricerca pagata, fra l'altro, come io sono stupore, l'hanno pagata, e ha prodotto un bellissimo libro che si chiama Segare le acque, se non ti capita di vedere. Io ho chiesto, ma c'è qualcosa anche su Sant'Angelo? Qui in Sant'Angelo siamo, Madonna, c'è altro che roba in archivio? Sì, vieni. E sono andato a vedere e ho trovato queste mappe antiche, figurati, e vedere scritto Sant'Angelo, guardo, poi vedo la mia casa vecchia, in mezzo ai campi, guardo il nome, apro, non so se abbiamo mai fatto ricerche storiche sui catasti, no? No, no, Non ti- prima o dopo. è il catasto famoso del 1700, 1600, 1710 diciamo, che ha fatto la Repubblica, ci sono tutti i paesi. E insomma c'era Sant'Angelo, c'era la mia casa, allora vado a vedere la mia casa perché proprio quei tre archi ci sono ancora. E in questa casa chi era il proprietario? Ah, non era un pavano, era chi? Era, devo dire, non siamo lì da tanto. Quindi da lì è partito, insomma, ho fatto. Va bene? Vedo, ho fatto giusto.